napoletana. Sì, è la tragedia napoletana, un classico. Voi conoscete un genere musicale denominato hardcore? Vi piace? Vi piace? Vi piace l'hardcore? Ok. Dovete sapere che gli inglesi e gli americani lottano fra di loro per la paternità dell'hardcore. Gli inglesi dicono sì ma nasce dal punk, il punk è nato da noi, sì ma l'hardcore è nato da noi perché a Washington ci stavano quelli che suonavano più veloci di voi. Ma loro non sanno che l'hardcore in realtà è nato a Napoli. E purtroppo è nato a Napoli. E allora facciamo questo omaggio internazionale. Uno dei personaggi più hardcore della storia della musica era Mario Merola, che se fosse stato qua in questo momento avrebbe guardato tutti in faccia, tutti dritti negli occhi, uno per uno, e avrebbe fatto felicissima sera a tutti sti signori inguardati. Ma qui noi non siamo Mario Merola, noi siamo i Sighi di Kiss, perché a Napoli l'accento va sempre sull'ultima. E quella che vi raccontiamo è hardcore, è una storia vera, una storia vera o veramente accaduta. Arriviamo. Siamo arrivati. Stiamo arrivando, senti i passi. Arriviamo, il primo è fuori dalla porta, schiena sull'asfalto e schiuma dalla bocca. Il nostro amico questa volta ha fatto finta di niente, in negra ci ha venduta questa merda. Dentro questa stanza c'è odore di fogne e quando chiami un gatto non risponde. C'è una tipa sul divano, puzza d'alcol e carogne e tiene asciugamano sulla fronte. Che cazzo importa avere 30 anni se non puoi farci niente? Se tua madre ti ha blindato il futuro insieme a una pelliccia chiusa nell'armadio. Hardcore si diceva, e io ve lo dimostro, l'hardcore è nata a Napoli in un periodo molto particolare della vita in cui stai varcando una soglia, quella che dovrebbe essere della maturità, ma col freno a mano tirato all'adolescenza. Dio Dio.